CGL. Siamo tu quando mi Già, io ho ascoltato il piano A Luca là. è un piano unicamente operativo, però dove i sindacati credo che hanno bisogno di correre è sulla collocazione di questo personale. Va bene il fatto di andare a trovare collocazioni impiantistica, incremento raccolta differenziale, però noi abbiamo anche un altro elemento da poterci giocare, poiché noi siamo dipendenti pubblici di strutture pubbliche e vige il fatto che per 3 anni sono bloccate le assunzioni, quindi tutti i comuni non possono assumere, dovrebbero attingere dai consorzi di bacino, anche con la famosa lista Stanganelli, la quale praticamente prevedeva dei scoperti di posti vacanti dove i lavoratori potevano transitare per mobilità obbligatoria. Nel momento in cui mettiamo l'obbligatorietà, come avevamo già parlato anche nei mesi precedenti, noi che cosa facciamo? Non facciamo altro che snellire l'impatto grosso dei lavoratori, chi se ne va sull'impianto, chi se ne va in un altro ente, chi se ne va a fare l'incremento della raccolta differenziata. Riusciamo quindi anche a ridurre i termini di collocazione dei lavoratori e riusciamo quanto prima a portare un progetto a Roma, anche perché Roma, parlando con il governo, nel momento in cui abbiamo fatto presente che i lavoratori provengono da un'assunzione di una ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, hanno rispettato comunque delle procedure concorsuali di pubblico impiego per entrare all'interno dei consorzi, il governo ha dato anche la piena disponibilità nella mobilità obbligatoria. Ovviamente nel momento in cui si fa la collocazione della mobilità obbligatoria si deve andare a vedere anche tutti i lavoratori che corrispondono all'articolo 13 della legge 26 del 2010, perché qua ci troviamo all'interno dei consorzi anche il personale assunto per passaggio di cantiere, assunto per chiamata diretta direttamente dal sindaco di turno, dalle vecchie gestioni di presidenza di consorzi. Nel momento in cui andiamo ad attuare una legge nazionale la quale già ti obbligava che al 2008 ci dovevano essere delle assunzioni e quelle priorità ce l'avevano nel 2000-2001, noi abbiamo ridotto ancora di più il personale da andare a collocare, quello previsto per legge. Poi tutto il resto sul problema secondo me è da scaricare ai comuni. Facendo questo tipo di cernita, andando a collocare questo tipo di personale, abbiamo tolto il problema che sono i sindaci e questo tipo di personale che non vuole collocare, un personale non preso direttamente da loro, è un personale che tutte le volte risulta fuori dal territorio di residenza. Quindi noi siamo andati anche a risolvere una questione territoriale. Io mi porto da un'altra parte del lavoratore e tu che vai in mobilità obbligatoria, nell'altro lato all'interno del ciclo dei rifiuti ti vai a mettere un lavoratore che è stato assunto all'epoca dalla vecchia gestione consortile, un lavoratore che è passato per chiamata diretta. Anche facendo questo tipo di procedura abbiamo risolto anche un problema, quindi riusciamo anche a snellire la questione. c'è pure l'equiparazione, Il governo ha dato la possiamo fare il giro, però io ando. No, c'è questa cosa così breve, praticamente ci sono i distaccato, il consorzio è disponibile No, lo faccio benissimo. a stare sul posto di lavoro, abbiamo autorizzazione da vari Pure perché e si fa questa forza un'altra parte dei lavoratori se ne può e il governo Quella ha dato l'assenso, quando abbiamo parlato tecnicamente della questione sindacale, ha dato l'autorizzazione a fare anche una cosa del genere. Se lo mettiamo nel progetto, noi praticamente abbiamo bucato. Io mi sono segnato l'appunto della no, io volevo, se è possibile, del Consiglio dei Ministri, la quale abbiamo fatto le riparazioni di livello. se è possibile volevo fare un breve intervento.